Siamo con Ugo Campagnaro, presidente dell'Alleanza Cooperative del Veneto. Oggi l'incontro con i candidati appunto alle regionali, quali le richieste? Una parte dei candidati, purtroppo abbiamo dovuto fare una sintesi per motivi organizzativi, le nostre realtà sono impegnate quotidianamente nel lavoro e facciamo fatica a tirarli fuori. Il nostro obiettivo è di presentare l'alleanza ai candidati. L'alleanza è una realtà nuova per il Veneto, mette assieme le tre sigle storiche, un po' meno nuova a livello nazionale, siamo l'articolazione territoriale, il nostro interlocutore naturale è la Regione, ci presentiamo e i candidati, una parte di questi, si presenteranno ai nostri dirigenti. Ricordiamo quali sono le tre sigle che aderiscono, ma soprattutto anche il volume, l'attività produttiva delle cooperative venete. Sicuramente le tre sigle storiche sono la Lega delle Cooperative, Conf Cooperative e AGC. Queste tre mettono assieme oltre 1800 cooperative per 10 miliardi di fatturato e rappresentano l'8% del prodotto interno lordo della nostra regione, oltre 700.000 soci e 80.000 lavoratori. Su cosa spingere oggi in un momento così difficile per l'economia non solo regionale ma nazionale? La difesa del posto di lavoro. Noi pensiamo se si diventa il posto di lavoro, poi si crea il presupposto per buoni consumi, si crea il presupposto per una pace sociale e quindi ci aspettiamo di dare il nostro contributo e attorno al tema dell'occupazione e della difesa del reddito per i nostri soci e per la cittadinanza un'intesa con le forze politiche.